Arturo Lorenzoni, portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale, i dati diffusi anche oggi dal presidente Zaia fotografano una realtà pesante, però il presidente continua a chiedere che ci siano parametri omogenei per tutte le regioni e quindi voi avete contestato questo dato, sostenendo che è stato fatto un errore nel puntare soprattutto sui tamponi rapidi. E c'è stato, a partire da novembre, un andamento diverso in Veneto rispetto a quello delle altre regioni italiane. Questo sicuramente può trovare una spiegazione nell'utilizzo esteso dei tamponi rapidi, che come i medici e gli scienziati da tempo ci dicono, hanno un tasso di falsi negativi molto elevato. Come si corregge la rotta a questo punto? Ma il Ministero della Salute ha riconosciuto che c'è una terza generazione di test rapidi che sembrano avere un'affidabilità maggiore e io mi auguro che l'utilizzo di questi test possa dare una mano, ma sicuramente bisogna accompagnare gli screening su larga scala con i test rapidi, con degli screening invece più mirati, con i test molecolari, che hanno mostrato di essere più capaci di individuare le persone positive al contagio. Anche Dobbiamo perché quindi questa essere molto. situazione rischia di mandare comunque nel panico le persone che magari si sottopongono al test rapido, ma non sanno mai se è vero quel risultato oppure se devono ripetere il tampone. Purtroppo sì, ma questo è un elemento di allarme che ci è stato posto da parte del personale sanitario già dall'estate scorsa con la prova di un elevato numero di test negativi al test rapido e positivi al test molecolare. E questo era un elemento che doveva essere preso in considerazione con tempestività per evitare appunto la diffusione del contagio. Politicamente come valuta, diciamo così, la gestione da parte del presidente Zaia e della sua giunta di questo ultimo periodo? Ma il presidente Zaia ha sempre, diciamo così, privilegiato la ricerca di un consenso e una, diciamo così, gestione eh, attenta a non scontentare nessuno. Purtroppo invece era necessario scontentare le persone con una restrizione delle attività e degli spostamenti, perché abbiamo visto che questo ha funzionato nelle regioni cosiddette rosse. Fossimo stati più solerti nel limitare la possibilità di contagio, forse non avremo questo triste primato che abbiamo sperimentato nell'ultimo mese.